ricordare che il Presidente della Repubblica Napolitano, a uno di quegli uomini che resero famosa la 10ª flottiglia MAS, Emilio Bianchi, donò una medaglia commemorativa. Gioverà altresì ricordare che quelle medaglie d'oro compirono atti eroici anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, e questo il caso di un altro di quei palombari di Alessandria, che fu insignito di medaglia d'argento al valor civile per aver sminato i porti italiani dopo la guerra. Quindi questa tempra eccezionale, questo coraggio hanno superato le epoche e noi dobbiamo oggi esserne fieramente consapevoli. Di Durand de la Pen già si è detto molto. L'onorevole Durand de la Pen, onorevole di questa Repubblica, sottosegretario, non di partiti in odore di neofascismo, ma della Democrazia Cristiana, del Partito Liberale. Ecco, quindi davvero noi della Lega amiamo la storia, la conosciamo, sappiamo leggerla, sappiamo criticarla quando è necessario, contestualizzarla, e vorremmo che lo stesso venisse fatto quando si parla di quello che è il marinaio più famoso d'Italia, Cristoforo Colombo. Si avvicina il 12 di ottobre, la data della scoperta dell'America, eppure... Qui Parlamento.
Bella, bella, bella. E poi è ritornata, signori, la pianista di Bordighera. La stiamo seguendo da qualche anno perché ci fa sognare con la sua musica. Si chiama Veronica Rudian. Danza celtica, sfumature rock in questo nuovo singolo per la giovane promessa pianista di Bordighera in provincia di Imperia. Il lancio l'altro giorno a Sofia, in Bulgaria, la presenza del Gotha della musica mondiale. Si intitola Autoritratto, la nuova canzone di Veronica Rudian, ma c'è un intero album, anzi ancora di più, da scoprire sugli store digitali o semplicemente su YouTube. Veronica Rudian sarà nostra ospite la prossima settimana e ci ha portato alle 13:36 minuti primi con il ritorno del Focus Piemonte. Montagne. Va ora in onda Focus Piemonte. Ogni giorno con Sammy Varin si parla di territorio su Radio Libertà. Ogni giorno ci colleghiamo con una diversa parte d'Italia per scoprire le cose che funzionano e quelle che vanno meno bene dei vostri territori. E naturalmente siete tutti invitati a parlare con noi chiamando 0292947222 o inviare i vostri messaggi al 340 6709 659. Ringraziando il gruppo Lega in Regione Piemonte, abbiamo con noi Luigi Genesio Icardi. Buongiorno. Buongiorno Sammy. Grazie per essere con noi, già assessore alla sanità, oggi presidente della quarta commissione, sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani. Luigi Genesio Icardi, praticamente hai avuto un ruolo importantissimo e difficilissimo come assessore alla sanità negli scorsi anni in Piemonte. Basta pensare alla situazione Covid, è vero? Esattamente, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma è stato difficile non solo per il Covid, ma anche per la peste suina africana, anche per il vaiolo delle scimmie, tutta una serie di, diciamo, di eventi nefasti che hanno caratterizzato un po' gli ultimi 5 anni della sanità italiana più che piemontese. È vero, è vero, è vero, e ci stiamo cercando di sbrigliare da tutti questi problemi, soprattutto sul fronte liste d'attesa, qualcosa si sta muovendo, anche grazie poi ai soliti rompiscatole giornalisti che vanno a rompere ulteriormente quando non si rispettano determinate leggi, uno si chiede perché non vengano rispettate, però in questo momento mentre ti sto parlando mi stanno subito arrivando WhatsApp dagli ascoltatori, che sai che sono un po' quelli che governano la nostra radio sugli argomenti, e tornando ancora al problema sicurezza. Già, perché leggo anche da quello che mi hanno spedito dal Canavese, litiga in strada a Ivrea un uomo e gli spara. No, ma questo no, era quest'altro praticamente. Ancora violenze, eccola qua. Aggredisce medici e infermieri al pronto soccorso di Rivoli, arrestato. Praticamente ancora una volta, ancora violenze in ospedale, al pronto soccorso. E io ti chiedo davvero che cosa sta succedendo. Anche lì poi ci sono i complottisti che dicono è proprio il post-Covid che ci ha rovinato completamente anche psicologicamente questa cosa di stare chiusi in casa per mesi e mesi. Cosa sta succedendo e che cosa si può fare? Perché le violenze verso infermieri, dottori sono quasi quotidiane e a volte a parlarne sembra una stupidata, ma la mia paura è che a parlarne si pubblicizzi ulteriormente la cosa e uno quando c'ha lo sghiribizzo dice ma se adesso mi incazzo e vado a picchiare qualcuno che secondo me non mi ha curato bene. Che cosa si può fare, Luigi, e che cosa sta facendo la regione e il governo su questo fronte? Ma guarda, sono vere entrambe le cose. Intanto che il dopo Covid ha creato davvero una serie di problemi psicologici e abbiamo visto veramente sono aumentati in modo esponenziale, per i quali si sono stanziati tanti fondi, si è addirittura pensato allo psicologo di base proprio per dare un'assistenza, questo è vero.
Tuttavia questo non giustifica le aggressioni nei pronto soccorso, perché i sanitari che in questo momento vengono aggrediti, che lavorano in condizioni di stress per tutta una serie di motivi, mancano i medici, mancano i posti letto, è cresciuta a dismisura la domanda di assistenza, non riescono a dare le risposte, vengono aggrediti, ma questo non può essere tollerato. Quindi cosa si sta facendo? Intanto potenziando la capacità di risposta e soprattutto punendo quelli che si permettono di aggredire dei medici che, ripeto, gli urgentisti sono una categoria particolarmente sotto stress e quindi va tutelata e soprattutto va potenziata. Il tema vero è che non li troviamo, che non ci sono i medici, che è difficile dar la risposta, mancano anche gli infermieri. Per politiche sciagurate della formazione nei decenni scorsi, oggi stiamo pagando il prezzo di tanti anni di politiche sbagliate. Non troviamo i medici, molti vanno anche all'estero dove sono più attraenti le condizioni, non solo economiche, ma anche di soddisfacimento personale e professionale. Quindi è un problema difficile. Poi a questo si aggiunge il fatto che negli anni era stata destrutturata la medicina territoriale perché molti degli accessi al pronto soccorso sono impropri e dovrebbero trovare una risposta sul territorio. Allora il DM77, quindi il potenziamento della medicina territoriale, credo che risolverà tanti problemi, soprattutto il boarding eccessivo al pronto soccorso. Però i tempi di realizzazione di questo sono lunghi, mentre le risposte che dobbiamo dare ai cittadini sono immediate. Sì, certo, 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 e chi mi ascolta lo sa, le problematiche che ci sono un po' in tutta Italia, e qualcuno mi scrive dal sud e voi al nord andate bene, sì, io ci metto tra virgolette andiamo bene, perché comunque le problematiche sono tante, c'è da aspettare moltissimo anche qui per fare qualunque visita. Icardi, sul fronte regione, che cosa si muove? Nuovo consiglio regionale, tu sei rimasto pedina importante dopo la tua esperienza da assessore alla sanità. Che cosa c'è sul tavolo e quali potrebbero essere, saranno sicuramente le buone novità per i cittadini piemontesi nei tuoi campi dove stai già lavorando? Ma intanto noi avevamo avviato un importante, anzi diciamo un piano Marshall per l'edilizia sanitaria. Abbiamo 8 nuovi ospedali in costruzione, abbiamo tutta una serie di attività, una novantina, 91 case di comunità, ospedali di comunità, quindi c'è un movimento dal punto di vista della realizzazione delle strutture che fanno maggiore efficienza, che hanno dei percorsi clinico-gestionali molto migliori, quindi si può dare una risposta maggiore ai bisogni di salute della popolazione. Poi c'è il tema del nuovo piano sanitario su cui abbiamo già lavorato, che è compiuto al 70%, adesso il mio successore sta lavorando per il completamento. Abbiamo realizzato Azienda Zero e Azienda Zero ha il compito della riorganizzazione di tutti i sistemi di emergenza, quindi centralizzati, un po' come Areo in Lombardia, ma soprattutto coordina tutte le varie reti di patologia, perché oggi la multidisciplinarietà e soprattutto anche il parlarsi tra le reti diventa un tassello fondamentale per dare delle risposte più complete e più adeguate. Ci sono tante novità, c'è il nuovo CUP, Centro Unico di Prenotazione, che il mio successore faranno una nuova gara, sta riorganizzando. Insomma, si cerca di mettere in atto tutto quello che la tecnologia e tutto quello che i fondi a disposizione ci permettono per dare le risposte adeguate, sempre tenendo conto che oggi il Servizio Sanitario Nazionale è un servizio che ha avuto un incremento enorme di domanda, perché siamo sempre tutti più anziani, a fronte del quale non sono corrisposti adeguati finanziamenti. Nonostante gli sforzi del governo, nonostante l'incremento dei 3 miliardi per i fondi, tuttavia non sono sufficienti anche a fronte degli aumenti delle materie prime e dei servizi che ci sono stati. Quindi una delle regole è efficientare nuove strutture, piani sanitari, ma l'altra è anche adeguatamente finanziare il Fondo Sanitario Nazionale, perché vede, i soggetti che poi pagano alla fine le liste di attesa sono i soggetti più deboli, sono quelli che non hanno i soldi eventualmente per una visita, per una prestazione a pagamento, e questo, che per motivi economici si rinuncia alle cure, in un paese civile come il nostro è inaccettabile.
E proprio mentre parlavi me l'aspettavo questa che arrivasse la domandina, e qualcuno mi ha scritto a proposito di soldi, e è sempre lì la questione, soldi, 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 saresti d'accordo a un aumento del prezzo del pacchetto delle sigarette proprio per finanziare quello che è il problema più scottante in questo momento, che è il settore della sanità? E con questa domanda chiaramente ci facciamo tanti nemici, tra chi fuma e magari tu stesso, magari io non fumo, però ricordiamoci che da qualche parte i soldi bisogna pur tirarli fuori. È una domanda che divide anche dal punto di vista politico, perché sono Sì, sicuro certo. in molti, soprattutto per chi certamente ha pochi soldi, e uno dice un'unica cosa che mi fa star bene è una sigaretta, e che cavolo me la fate pagare anche di più. Però puntini puntini, Luigi. Sì, ma io non credo che un incremento del costo delle sigarette sia risolutivo per aumentare il fondo sanitario, ci vuole ben altro. E tuttavia, insomma, io non fumo neanch'io, ma penso ai fumatori e dico che probabilmente per la loro salute sarebbe meglio fumare meno o non fumare affatto. Quindi non è, se parliamo di salute, ehm, l'incremento di prezzo magari li fa fumare un po' meno e ne guadagnerebbero di salute, ma non risolve il tema del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi signori, non basterebbe. Intanto però, se cerchiamo di fare a meno di fumare e soprattutto non avvicinare al fumo i giovani ragazzi, fateli fare qualche sport, fateli suonare, fateli cantare. Li ospito qui io a Radio Libertà, eccetera, ma il fumo veramente facciamone a meno, sarebbe fantastico. Per il momento ci fermiamo qui. Luigi Genesio Icardi, assessore alla sanità nella scorsa legislatura e adesso presidente della quarta commissione sanità, assistenza, servizi sociali, politiche degli anziani, consigliere regionale della Lega. Luigi, felice di averti trovato su queste frequenze, ma direi, se ti va, ci sentiremo ancora nelle prossime settimane, Certamente, quando ci sono buone notizie sul fronte sanitario dalla regione Piemonte. certamente con piacere, grazie Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ma prima o poi ce la facciamo, una bella chiacchierata sul fronte sigarette, se siete d'accordo oppure no di aumentare il prezzo. Lo so, diciamo, è uno dei pochi piaceri della vita, come vi capisco. No, non vi capisco proprio. Appuntamenti da non scordare targati Lega, abbiamo ancora una manciata di minuti, ma li usiamo anche per parlare con voi. Chi vuole entrare in onda con Sammy Varin può chiamare 0292947222, in questo momento linee libere, anche tramite WhatsApp 340 6709 659. Devo fare i complimenti ad Antonino Danna, oggi su il quotidiano Italia Oggi ha parlato di radio, lo sapete, 100 anni di radio, 100 anni di Radio Rai, di trasmissioni, ma soprattutto nell'articolo di quest'oggi il collega Antonino Danna ha parlato di Radio Libertà, della radio di parole, la nostra radio è soprattutto una radio di parola, perché ci chiamiamo Radio Libertà e manteniamo ogni giorno la parola data, dandovi libertà di entrare in onda senza filtri né censura e dire quello che volete in qualunque momento. Recuperatevi il quotidiano Italia Oggi. Poi certamente gli appuntamenti da non scordare targati Lega, nonostante, ma che palle, chi è che lo scrive? Sai che non mi ricordo più, è Repubblica o il Corriere? Sì, Repubblica, Vannacci non paga la quota mensile di iscrizione alla Lega. Oh mamma mia, sì, se non sbaglio c'era anche un certo Borghezio, era Borghezio che non mi ricordo, però ogni tanto ne salta fuori qualcuno che si dimentica di pagare, che cavolo, non siamo mica i 5 Stelle ragazzi. Beh, a proposito del grandissimo generale Vannacci, uno dei più inseguiti a Pontida per fare la foto ricordo eccetera, proprio Vannacci sarà mercoledì 16 ottobre a Sarzana.
già, a fare il tifo per Bucci presidente. O se siete in zona, un'Europa diversa, la Liguria protagonista, mercoledì prossimo 16 ottobre ore 20:30, il generale Vannacci a Sarzana presso l'hotel Santa Caterina Sala Leonardo con Stefania Pucciarelli, senatrice della Lega, ma soprattutto, ragazzi, per fare il tifo a Bucci presidente. Si vota tra pochissimo in Liguria e i sondaggi ci sorridono. 27 e 28 ottobre il candidato Orlando della sinistra sarà sta cosa del campo largo che non va mica, sta scendendo sempre più. Orlando chi? 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, sono io. Prego. Ciao Arin, sempre per il settore sanità, io ho un amico medico che è anche un bravo medico, per carità, e lui mi diceva in via del tutto confidenziale, mi diceva: guarda Max, di tutti i farmaci che noi diamo e che sono prescritti dall'AIFA, una buona metà hanno effetti nulli e bassi e alcuni sono addirittura dannosi. Il fatto che poi dopo 10, 20, 30 anni di lavoro in studio i medici se ne accorgono, anche perché insomma devi essere scemo per non capirlo, ma loro continuano a prescriverli perché hanno i protocolli, secondo i protocolli, come c'è stato quello del Covid, proprio come i cavalli che hanno i paraocchi, quelli dei vetturini di Roma che vanno avanti. Oltretutto questi medici che chiedono 150-200 euro per una visita di 10-15 minuti, e quando sbagliano è impossibile trovare giustizia e devi sparare sopra lo studio. I medici, che sono gli unici che alla scuola di specializzazione hanno sempre la borsa di studio, sono i medici che guadagnano 2-3 mila euro, anche quello più scarso, più di un professore universitario associato. Ma forse sta gente qua dovremmo smettere di guardarli come dei semidei, come degli eroi. Sono solo dei lavoratori e come tali vanno trattati. Grazie caro, l'importante è trattarli bene, ecco, e non picchiarli, perché insomma può capitare che qualcosa non vada bene nella sanità, e non è che la medicina guarisce sempre, l'operazione funziona sempre alla perfezione, eccetera. Ci sono le denunce, esistono, e loro hanno anche delle assicurazioni. Sta per arrivare un'altra chiamata. Intanto, a proposito sempre di Liguria, in questo caso di Sarzana, in provincia di La Spezia, guardate che appuntamento che mi è arrivato per il 12 ottobre, ore 10:30, il loggiato di Sarzana, tutto quello che c'è da sapere sull'autonomia. Sgomberiamo ogni dubbio sulle fake news. Ullala! Intervista di Paolo Ardito a Roberto Calderoli. Interessante. Il caporedattore del Secolo XIX intervista Calderoli il 12 ottobre ore 10:30 al loggiato di Sarzana, La Spezia. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, buongiorno Semmi, buongiorno Antonello del Veneto. Ciao. Lascia che mi tolgo un sassolino dalla scarpa. Vai, tiramelo pure. Non per te. Leggo finalmente con piacere anche come il quotidiano Libero ha aperto gli occhi. Infatti dice oggi, questo quotidiano, una frase malintesa di Giorgetti fa partire il coro. Quello che io lamento a sto caro Giorgetti, che gli darei proprio una bella brusca estriglia, prima di parlare, pensa, chiediti, vale la pena dire in questo momento quello che voglio dire e come lo devo dire? Perché una frase ben intenzionata che sicuramente aveva Giorgetti è stato l'escamotage per far partire il casino, così tutte le persone, anziché concentrarsi sul buono di questo governo, continuano a concentrarsi, grazie alla RAI, la 7 e quant'altro, a tutta questa schifezza di propaganda sinistroide. Capisci? Quindi batti un colpo su a via Belledio e dimmi che anche Giorgetti, prima di parlare, pensi come dire, se dire, quando dire una determinata cosa. Ciao. Grazie Giorgetti.
Giorgetti che non sembra più Giorgetti, scrivono oggi i quotidiani. Cioè, ragazzi, siete malati, non toccatemi Giorgetti, figlio di pescatore, signori. Vuoi che non sappia chi deve fare maggiori sforzi per aiutare questo povero paese, chi li sta già facendo? Ma è chiaro, sì, non si è espresso bene o semplicemente ancora una volta, certo, c'è una certa stampa che basta che apri la bocca e ti mette in bocca quello che vuole lei. Assolutamente sì. Comunque oggi il Corriere scrive: Giorgetti non sembra più Giorgetti, da moderato a ministro di attacco, ragazzi. Giorgetti che va all'attacco, cioè, se ce n'è uno buono, ma è proprio Giorgetti, ragazzi. Semplicemente è un momentaccio, bisogna trovare i soldi, da qualche parte bisogna pur trovarli, e avete visto la sinistra è assolutamente all'attacco. Qualunque minimo movimento faccia il governo gli spara addosso, tirando fuori persino, cos'è che ha detto Conte, ancora la storia dell'IVA sugli assorbenti. Santa polenta, che uno non c'ha neanche il coraggio di recriminare, ragazzi, cioè l'avevamo abbassata proprio per favorire chiaramente chi li utilizza, e ormai sapete non sono più soltanto le donne, anche molti uomini mettono gli assorbenti perché si sentono donna e aspettano le mestruazioni che non arrivano mai, no? E si era abbassata l'IVA, ha detto così almeno si abbassano i prezzi, è che i prezzi non si sono mai abbassati. C'era qualcuno che faceva il furbetto, e allora giustamente, se facciamo la gara a fare i furbetti, anche il governo ha rialzato l'IVA tanto. Ma scusami, c'è un'altra telefonata, pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Giuseppe da Torino. Ciao Giuseppe. Senti, io guardo un po' su internet, perché io stamattina ho sentito una notizia dell'università in Belgio per colpa dell'inquinamento, che è reputata ai eterosessuali e gente bianca, di colore con la pelle bianca. Grazie Gianni, tutto vero, certo, ce l'hanno con noi che non siamo gay, ce l'hanno con noi che non siamo neri, ce l'hanno con noi che non abbiamo l'auto a pila, ce l'hanno con noi che non abbiamo fatto il cappotto alla nostra casa, ce l'hanno con noi. È un mondo all'incontrario, ve ne siete accorti? Sì, e se dici determinate cose fai proprio la figura, te la fanno fare la figura di essere omofobo, razzista, eccetera, eccetera, eccetera. Per fortuna, fammelo vedere qua, e vai, è arrivato il nuovo biglietto gratta e vinci gay friendly, e vai signori, mancava, e voi che spendete, quanto cazzo costa? 5 euro di gratta e vinci, sto cavolo che vado a spendere 5 euro, però c'è la versione gay friendly, tutto colorato, arcobaleno. Vorrei un gratta e vinci, e sicuramente vai tranquillo, che è una bellissima idea, perché chi ha questa percezione, e poi dipende anche dal momento della giornata, ti senti un po' donna, ti senti un po' gay, e vai dal tabaccaio e compri il gratta e vinci gay friendly. Santa polenta. E poi Massimo Gramellini sul Corriere, nel caffè di Gramellini, che prende in giro Giuli. Allora non vi va mai bene. Un ministro della cultura che non sia di sinistra non vi va bene. Ti prego, dammi un po' di pasta anticomunista. Questo programma vi è offerto da Pasta Anticomunista. Avete problemi di amici, troppi amici comunisti? Invitateli a pranzo. Pasta Anticomunista, e il giorno dopo voteranno Lega. Questo non lo so, però effettivamente sta menata che il rappresentante della cultura deve essere per forza di sinistra, altrimenti lo devono distruggere. Allora San Giuliano va bene, ok, può capitare, ha fatto delle gaffe, ha avuto problemi d'amore, esatto, ma sta cosa che adesso è arrivato Giuli, che è diventato laureato pure,
e ha parlato difficile semplicemente per farvi incazzare, cari benpensanti, con le scarpe infangate dal fango curativo di Pontida. Massimo Gramellini oggi scrive: la prima ipotesi è che Giuli sia un buon tempone e abbia pronunciato quei paroloni al puro scopo di godersi le facce dei parlamentari e di voi giornalisti ben pensanti, aggiungo io. La seconda è che sia il classico intellettuale italiano incapace di distinguere profondità e oscurità. La terza è che sia un genio e abbia scoperto il modo per scansare le gaffe in cui il suo predecessore era maestro. Bravo Massimo Gravellini, vai! E poi, certo, ci si mette anche Osho dicendo, sta parlando chiaramente il ministro della cultura, e dice, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale. E quello di fianco che gli dice, ma hai tolto le parole de bocca. Si scherza, però Giulia ha davvero parlato così l'altro giorno e il mio dubbio è davvero quasi una certezza, lo ha fatto per voi ben pensanti di sinistra, signori, state tranquilli, non è un altro San Giuliano, semplicemente siete voi che ce l'avete con chiunque non sia del PD. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Tu mi hai sottovalutato. Nessuno sapeva che io esistevo! Non pensi che sia un po' troppo? Un po' troppo. Joker, Folia 2 al cinema. Officine Ubu presenta la poesia e i colori delle Langhe in un viaggio tra terra e famiglia. In ogni pietra, in ogni albero c'è qualcosa di te che anche quando non ci sarai più parlerà di te. Con Idali Turk, Umberto Orsini e Margherita Bui. Trifole, le radici dimenticate. Dal 17 ottobre al cinema. Io sono un po' matto e tu? Riccardo Ballerini, Marco Bocci, Raul Bova, Dario D'Ambrosi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Vinicio Marchioni, Stefania Rocca, Claudio Santamaria. Parte dell'incasso andrà a sostegno di Teatro Patologico Onlus. Io sono un po' matto. E tu? 7, 8 e 9 ottobre al cinema. Ciao! Venite a scoprire. Io sono Rose. Ti occorre assistenza? Dai creatori di Dragon Trainer. Devi imparare come funziona su quest'isola. Mamma! Lo proteggerò io. Il robot selvaggio. Vi proteggerò tutti. Dal 10 ottobre al cinema. Ragazzi, c'è una cassa nel camino. 3 semplici regole. Ci sono 2 milioni di sterline. Fai il lavoro, prendi i soldi, ripulisci tutto. E adesso? Li voglio qui, li voglio ora! Chi siete bastardi? Ditta di pulizie. Clean Up Crew, specialisti in lavori sporchi. Dal 17 ottobre solo al cinema. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Joker, Folia 2 al cinema. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin, come ogni giorno il collegamento con il Parlamento, oggi con il Presidente Commissione Attività Produttive della Camera, onorevole Alberto Gusmeroli. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti i radioascoltatori e grazie per l'invito. Grazie per essere con noi e prima di tutto stiamo mostrando la bellissima foto scattata insieme sul sacro pratone di Pontida e non posso che chiederti una fotografia di 20 secondi su quella che è stata la Pontida 2024. Bellissima, è sempre un'emozione, poi stare in mezzo alla gente, parlare, ascoltare, informare, perché abbiamo tantissime cose che possiamo dire anche su temi di tutti i giorni, per far magari anche risparmiare il cittadino, e quindi poi tantissima gente, devo dire, un grande calore, una meraviglia, ecco, diciamo, andare a Pontida. Invito tutti una volta all'anno di venirci e in qualche modo
assaporare un clima, un'energia positiva che è poi quella della Lega, cioè la Lega vicino ai territori, vicino alla gente. Sì, è un altoparlante gigantesco per la buona politica, ma anche per i rapporti sociali, i rapporti umani. Facciamo sempre tutto Sì, al telefono, via assolutamente. internet, bisogna incontrarci e parlare chiaramente anche di problemi, e quando c'è Gusmeroli, lo sapete, lui avvicina le cose difficili alla gente. Alberto, si parla anche sempre di più di una tua prossima trasmissione su Radio Libertà, proprio per parlare dei problemi della gente, primo fra tutti proprio la bolletta della corrente, del gas, Sì, sì, assolutamente. È una battaglia che facciamo da mesi. Abbiamo iniziato a gennaio, quando è cessato il mercato tutelato, e praticamente ci siamo accorti subito che il mercato libero non era concorrenziale, che era possibile rientrare entro il 30 giugno dal mercato libero al mercato tutelato per finire nel mercato a tutele graduali, la cui asta era andata per la prima volta a favore del cittadino. Quindi noi abbiamo fatto tutto il periodo come Lega, da febbraio a giugno, a dire ai cittadini se siete nel mercato libero, quindi senza limitazioni, non dovete essere niente di particolare, né diversamente abili, né over 75, né fragili, cioè il cittadino, chiamiamolo non vulnerabile, poteva dal mercato libero fino al 30 giugno tornare al mercato tutelato. A quel punto il 1 di luglio sarebbe finito nel mercato tutele graduali, che attualmente è quello che ha il prezzo più basso. Ora, terminato questo grande lavoro di informazione della Lega, cosa facciamo? Stiamo cercando di informare che 8,4 milioni, quindi una cifra pazzesca, circa 11 milioni di persone che sono vulnerabili, cioè over 75, diversamente abili e fragili, possono dal mercato libero rientrare nel mercato tutelato, e questo rientro gli permetterebbe, senza nessuna modifica di legge, di risparmiare tanti soldini nella bolletta elettrica. Che come si fa? Purtroppo non è facilissimo. Bisogna andare nel sito di ARERA, compilare una domanda, allegare un documento di identità ed inviarlo al gestore del mercato tutelato. Più facile a dirsi che a farsi. Ecco perché io in tutti i consessi dico informiamoci. Ho chiesto, come Lega abbiamo chiesto l'aiuto delle associazioni dei consumatori, che stanno facendo anche loro la loro buona dose di informazione. Perché? Perché se tante persone dal mercato libero vanno al mercato tutelato e quindi risparmiano dei soldi, anche i gestori del mercato libero, che sono poi le società di energia, si trovano costretti ad abbassare i prezzi. Capite? E quindi alla fine andrebbe bene per tutti. Capite? È un'informazione che manca completamente. Tra l'altro molte forze politiche parlano di tassiamo i profitti di quelli delle società dell'energia perché straguadagnano. Certo, però la cosa più facile non è tassare i profitti, è dire spostatevi dal mercato libero al mercato tutelato se siete dei vulnerabili e fate parte di quegli 8,4 milioni di utenze, e a quel punto scendono i prezzi automaticamente, che diventa come tassarli, ma con la differenza che il mercato diventa più concorrenziale, i prezzi scendono, i cittadini ci guadagnano, e tra l'altro i cittadini, diciamo, fragili, quelli che chiamiamo tutti vulnerabili, cioè quelli che dovremmo difendere di più, e si difendono non con nuove tasse, ma rendendo concorrenziale un mercato che attualmente non lo è. Capite, signori? È una controinformazione, ribadisco, che non stanno facendo sugli altri canali. Nessuno. Perché è scomoda certamente, e noi siamo kamikaze su questo fronte, ed è bellissimo. Alberto... No, fate un bellissimo lavoro, perché io, anzi, visto che prima parlavi di Pontida, io sono stato fermato da tantissima gente che mi ha ringraziato, ma in realtà deve ringraziare la Lega, per il lavoro di informazione, e molti sono adesso nel famoso mercato tutele graduali
risparmiando dei soldi, appunto, ma risparmiato perché poi l'hanno visto sulla bolletta. Però pensate, in questo momento in Italia ci sono 3 mercati: un mercato tutele graduali, che sono i non vulnerabili, cioè me, te, diciamo la maggior parte della gente, poi che pagano meno di tutti perché sono stati accorti nel restare nel mercato tutelato sino al 30 giugno, ritornarci dal mercato libero. Poi ci sono il mercato tutelato, che è quello dei fragili, dei vulnerabili, degli over 75, dei diversamente abili, che sono 3,5 milioni, che pagano un po' di più dei non vulnerabili, quindi pensate la stranezza, no? Poi c'è il mercato libero, che è quello che costa più caro di tutti. In quel mercato libero ci sono 8,4 milioni di utenze vulnerabili, cioè siamo veramente in una situazione per certi aspetti sulla luce assurda, perché chi ha potuto informarsi sta pagando meno di tutti. Chi non ha capacità magari anche di informarsi, perché immaginatevi una persona diversamente abile o un over 75 che si mette lì al computer a informarsi, a mandare via domande, eccetera. Io mi ricordo, facevo la campagna elettorale, siccome ho molto martellato nella mia città, una persona di 84 anni è uscito e mi ha detto io vorrei tornare nel mercato tutelato, come dice lei, perché sono nel mercato libero, ma mi dicono che non posso. No, certo che può, ha 84 anni, è un over 75, certo che può. E alla fine gli ho compilato io la domanda, cioè, però sono tutte persone indifese, sono tutte persone che dobbiamo, la politica deve aiutare, la Lega c'è, devo dire, però siamo molto molto soli. È vero, è vero, è vero. Intanto che parlavi mi sono arrivate domande, perché è un argomento assolutamente importantissimo. Dove sta l'errore? Allora, l'errore chiaramente basilare è stato di questa Europa, eccetera, che ci ha obbligato alla fine. Abbiamo resistito, alla fine abbiamo dovuto liberalizzare anche questi mercati. Ma poi c'è stato un errore di comunicazione, facendo pubblicità dicendo c'è il mercato libero, potrai scegliere tranquillamente, e allora uno a quel punto ha scelto altre situazioni, o semplicemente forse non c'è stato l'automatismo che uno che ha più di 75 anni doveva rimanere automaticamente nel mercato tutelato, non doveva sprofondare in quello libero. Purtroppo la cessazione del mercato tutelato per i non vulnerabili era un obbligo dell'Europa imposto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per i vulnerabili invece è rimasto il mercato tutelato. Purtroppo che cosa c'è stato? Un teleselling aggressivissimo, per cui venite, vi facciamo questo sconto, vi facciamo quest'altro sconto, una storia, l'altra e l'altra, e quindi abbiamo un'assurdità che nel mercato tutelato abbiamo 3,5 milioni di vulnerabili, nel mercato libero ne abbiamo 8,4. Sì, che stanno pagando di più. Quindi c'è stato un teleselling aggressivissimo. Adesso che cosa bisognerebbe fare? Una grande informazione, oppure, come ho fatto io in Commissione Attività Produttive, che ho fatto approvare una risoluzione con cui il governo si è impegnato a permettere a tutti i vulnerabili del mercato libero o del mercato tutelato di finire nel mercato tutele graduali, che è quello, come dicevo, dove si risparmia di più e dove in questo momento ci sono persone non vulnerabili che hanno avuto tutte le informazioni del caso, tra cui le nostre. Quindi io mi auguro che a breve questa risoluzione si traduca in pratica e che quindi ci sia un provvedimento del governo, io lo sto sollecitando, affinché si dica: cari vulnerabili, domani mattina potete andare nel mercato tutele graduali e risparmiare come i non vulnerabili.
Quindi signori, torneremo su questo argomento, come vi dicevo, sta bollendo qualcosa di interessante nell'aria, l'onorevole Alberto Gusmeroli prossimamente sarà su queste frequenze proprio con una trasmissione dedicata, ma nel frattempo la cosa più importante che potete fare, prendete in mano la vostra bolletta e controllate se vi trovate nel mercato tutelato oppure no, perché se avete più di 75 anni o avete problematiche chiaramente in casa con disabili eccetera, dovete essere nel mercato tutelato per qualche motivo, o perché vi siete lasciati abbagliare da queste offerte speciali eccetera, o chissà che cosa, e se non ci siete e siete da un'altra parte dove pagate di più, sappiatelo. Gusmeroli, grazie davvero. Niente, grazie a voi per la grande informazione che date al cittadino e che è poi l'informazione che cerchiamo di dare tutti noi della Lega. Grazie, infinite. onorevole Alberto Gusmeroli, buon lavoro, ciao. Grazie, ciao. Qui Parlamento. Ragazzi, come spacca oggi la musica indipendente di Sammy Varin, lo sapete, ogni mezz'ora nelle mie trasmissioni mando in onda solo artisti indipendenti, sconosciuti a livello nazionale, e questa però merita, ragazzi. Si chiama Serena VL, arriva dalla provincia di Padova, 19 anni, e il suo debutto discografico, un adolescente che racconta la sua crescita personale e i cambiamenti interiori. Indifferente di Serena VL ci porta a riaprire le linee allo 02 9294 7222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Voleva parlare con me, poi ha cambiato idea. Dacci oggi il dossieraggio quotidiano, se ne è accorta anche la Meloni, sarà la notizia principale di questa sera. Conti correnti spiati. La Meloni apre il caso, pure lei insieme alla sorella spiate.
E su questo fronte dossieraggio forse è il caso di aprire un discorso più importante, visto che la sinistra firulì firulà ha fatto finta di niente, tanto a noi non ci hanno spiati. Sì, Conte, ma cosa vuoi, quello è antipatico. E invece c'è qualcosa di molto molto grave. Prima di tutti la Lega è stata spiata in questi anni, adesso salta fuori anche la Meloni, e se spiassero la Schlein, ma l'unica spiata che hanno fatto alla Schlein, è uscito il video che non va bene, perché rischia di farla sembrare anche simpatica. La Schlein che sale sul palco a ballare, a cantare con gli articolo 31, ragazzi miei, no, non ve lo faccio vedere assolutamente. E il rischio è quello, già ha scritto un libro che per fortuna non ha comprato nessuno, assolutamente no, però è quasi simpatico, in cui dice ma dai, ma che simpaticona questa, adesso sale sul palco a cantare e ballare, cioè capite, quelli sono voti che arrivano, no, ci mancherebbe, umanamente va benissimo, simpaticona, certo. WhatsApp 340 6709 659, caro Sammy, la disinformazione dei Giannini Massimi a proposito del catasto è dal 1939 che si applica a seconda delle variazioni fatte su un immobile che si modifica la rendita catastale, altro che aumento di tasse del bravo Giorgetti. A proposito dei soldini che mancano, basta farci restituire dalla banda dei brutti figuri del MES, meccanismo europeo di schiavitù con sede in Lussemburgo, noto paradiso fiscale, i 14,3 miliardi che qualche integerrimo diede a quell'associazione malefica, ma la Melona non vuole disturbare il manovratore del pilota automatico. Basta vedere ma non sapere che ordini ha preso dal CEO del fondo tra i più influenti e potenti al mondo, BlackRock, Larry Fink, e poi va avanti. Però è tutto vero, ragazzi, cioè sta menata che chi ha cambiato il cappotto alla propria casa e adesso dovrà pagare un po' di più di catasto, ma è umano. Ma è normale, se rifai la casa, se la metti più in qualità, diventa una casa più a norma e più lussuosa, è logico che devi rimetterla sotto un'altra categoria di catasto. Ma sembra davvero una roba, Santa polenta, per fortuna placare le acque, signori, arriva il sito di Radio Libertà, quello che fa controinformazione, pura controinformazione. Chi lo gestisce? Chi lo manovra? Certamente questo programma vi è sempre offerto dalla pasta anticomunista. La potremmo fare come sponsor ufficiale del sito di Radio Libertà con Beppe Braga. Buongiorno. Eccoci, ciao, buongiorno a tutti. Sì, questi sono i rumori di Beppe che sistema il microfono. Sì, come al solito lo vuole storto. No, era là sotto, ma sì, lo nascondo per non farlo vedere in telecamera, perché non vogliamo far vedere i microfoni. Non facciamo vedere i microfoni. Come va? Cosa si muove sul sito di Radio Libertà quest'oggi? Si bambeggia. Sapete che oggi è giovedì. Sì, oggi è giovedì e quindi abbiamo il nostro Vittorio Feltri, il superdirettore, che come tutte le settimane assegna il Bamba della settimana, cioè a chi? È il personaggio che ne ha combinati di più durante la settimana, no? Che a volte è anche difficile, perché o comunque che è la combinata più grossa. Eccola lì. A chi va stavolta? Diciamo che se proprio le cose vanno male, la Boldrini ci dà sempre qualcosa. Boldrini. Perché questa sua aveva sempre questo afflato, no, nei confronti, no, di questo. Lei è una grandissima difensora, come si dice? Difensora suona bene, secondo me ci sta. Soprattutto a lei piacerebbe, no? Delle donne, però poi cosa succede? Che non riesce a resistere al richiamo dell'Islam estremista in qualche maniera. Anche inconsapevolmente ci finisce sempre. E in questo giro qua, infatti, Feltri che cosa fa? E assegna il Bamba alla Boldrini dopo che è uscita questa informativa del Tesoro degli Stati Uniti che ha indicato questa associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese, presieduto da un architetto di origine, mi pare pakistana, che è Mohammad Hannoun,
Salutiamo. No? Che salutiamo. Ed è emerso, insomma, che avrebbe sollecitato dei finanziamenti per Hamas, no? Con esponenti di rilievo dell'organizzazione, avrebbe anche inviato pare $4 milioni ad Hamas nell'arco di 10 anni. Ecco, questo non lo diciamo noi, lo dice il Tesoro, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Cosa succede? A noi che cosa interessa questa cosa qui? Il fatto che un paio d'anni fa, no, nel 2022, la signora Boldrini, che è stata, noi sappiamo, anche Presidente della Camera, ha chiacchierato amabilmente con questo finanziatore dei bombaroli, no? E qui cito Feltri, no? Il quale è sempre pepato, come se niente fosse, come se avesse ricevuto il parroco di quartiere. No? Vero, ecco, vero. Benissimo. Oltretutto, questa cosa salta fuori dopo che lui aveva già avuto accesso al Parlamento. Pare che sia stato addirittura Fratoianni a farlo entrare. No? E tutto questo è effettivamente tutto estremamente strano. Dopodiché salta fuori che questo era un finanziatore, lei probabilmente non lo sapeva, però no, c'è questa intesa, no? Oltretutto appartenente a dei paesi, no? Con questi personaggi appartengono a dei paesi che non sono dei paladini dei diritti delle donne, no? E quindi c'è sempre questa bivalenza, no? Questa specie di contraddizione che è tipica della sinistra, no? Di sostenere diritti, no? E poi anche i paesi che li negano. Ecco, questo qua è il bamba nostro della settimana. Che è un po' anche il vostro, perché molti di voi ci sono cascati in questa situazione delle associazioni benefiche per aiutare il popolo palestinese, e abbiamo visto anche su vari quotidiani come alcune di queste associazioni i soldi li portavano ad Hamas, li regalavano ad Hamas, signori. Ecco. Un bamba per tutti, per chi c'è cascato, signori, se lo avete fatto, e pensate che i vostri soldini probabilmente sono andati per fare bombe e attentati. Attenzione, magari qualcuno non l'hanno ancora fatto, arriverà a sorpresa prossimamente sotto casa. Potrebbe anche capitare. E come seconda cosa, oggi siamo brevini, andiamo, ti lascio in pace molto presto. Stai qui, mi stavo mettendo comodo. No, ma sai che io sono già, essendo tuo compagno di banco, io mi invarino, perché chi va al mulino si invarina, ovviamente. No? È invarinatissimo. Io sono invarinatissimo, infatti. Tant'è vero che ho chiesto alle nostre sveglie, i nostri orologi di Radio Libertà del Magna Magna, no? Che alla festa di Pontide sono andate a ruba queste cose, e io sono arrivato tardissimo e non ce l'ho fatta. È rimasto a bocca asciutta, ragazzi. Sono ancora abbastanza contrariato. Beh, lì sarebbe questione di prezzo, secondo me, perché abbiamo Rognoni, quello che fa la trasmissione di cultura su Radio Libertà, che si è impossessato della sveglia. E lì dipende un attimo quanto si offre. Chiaramente esatto. Noi l'abbiamo venduta a 10 euro perché era un pezzo unico come sostegno a Radio Libertà. Chiaramente magari se gliene offri 11 potrebbe anche tornare. Cioè andiamo all'asta praticamente. Rognoni, no, però si scherza, ma sono veramente pezzi introvabili, e chi fa la collezione di cose belle, sono pezzi straordinari. La sveglia con scritto "è tutto magna". Che tu sai benissimo che è una delle mie rubriche d'elezione, no? Insieme al Discolo 4 stagioni. Tornerà, e domani avremo un ospite alle 13, anzi 2 ospiti, 2 rapper assolutamente da ascoltare, perché non è che siano buoni, sapete, io di solito invito i rapper buoni, questi non sono proprio buoni, ma hanno promesso di esserlo, e già lì, se uno mi promette, guarda, farò il bravo, un po' come mio figlio, no? Che mi intorta dicendo "ma sì, vedrai che studio oggi", poi fa un cazzo, però io ci credo, sono un po' boccalone, e anch'io devo prendermi il premio di Feltri. Vai. Ecco, perfetto, benissimo. Allora, noi abbiamo, per stringere, abbiamo il nostro direttore Giovanni Sallusti, che commenta un'intervista che è pubblicata oggi sul giornale ad Alberto Di Ruba, che oggi è il tesoriere della Lega ed è stato direttore amministrativo del gruppo parlamentare, no? Al tempo dell'inchiesta sui 49 milioni. Lui racconta appunto così i dossier di Striano hanno fabbricato l'inchiesta sui 49 milioni, e il commento è che già noi viviamo in un paese che abbiamo scoperto che è di spioni, no? Che ci spiano da tutte le parti, e che ci sono dossier, c'è accesso a dati che non dovrebbero essere accedibili, no? E la cosa peggiore è che questi spioni sono strabici, da qui il titolo oltretutto dell'editoriale di Sallusti, no? Che è "Gli spioni strabici che guardano solo a destra".
perché queste spionate sono il 99,9% e tutte rivolte al centrodestra. Nella fattispecie la Lega, nel caso del dossieraggio di Striano, che adesso è sotto la lente della procura di Perugia. E poi c'è anche quest'altra nuova cosa, no, che questo cortocircuito, no, continua anche con un'altra notizia, no, che è pubblicata oggi da Il Domani, no? Il Domani, che fra l'altro ha alcuni giornalisti che sono coinvolti nell'inchiesta della procura di Perugia sul dossieraggio di Striano, no? Perché erano i destinatari di alcune di queste intercettazioni, di questi della raccolta compulsiva che Striano faceva di questi dati, no? Che pare che erano una quantità mostruosa, ecco, e oltretutto lui li distribuiva, Striano li distribuiva a 4-5 procure differenti, no? E praticamente no, a Bergamo, Milano, Genova, Roma, no? E in questa maniera stimolando l'occuparsene. Quindi qui c'è anche un'inversione, no, dello schema per cui c'è un'inchiesta che poi foraggia i giornali. No, qui addirittura c'è il dossieraggio che stimola la nascita delle inchieste, che causa la nascita delle inchieste, il che significa che la cosa è decisamente proditoria, no? E no, dicevo che Il Domani, per l'appunto, oggi apre così: spiati Meloni, Gianbruno e La Russa, leggo, no? E violati i conti correnti di ministri e magistrati. Questa volta si parla di un'inchiesta della procura di Bari, che è una cosa totalmente diversa, perché pare che un ex dipendente di Intesa San Paolo avrebbe effettuato oltre 6.000 accessi ai conti correnti, accessi tutti abusivi ovviamente, no? Ai danni di Giorgia Meloni, della sorella Arianna, che sappiamo che è capo della segreteria politica dei Fratelli d'Italia, dei ministri Daniela Santanchè e Guido Crosetto, e persino Ignazio La Russa, che è la seconda carica dello Stato, essendo presidente del Senato, no? Quindi avete notato una cosa? Che non ce n'è neanche uno di sinistra, no? E da qui, appunto, lo strabismo, no, degli spioni che guardano tutti quanti sempre costantemente da una parte. Ragazzi, vi abbiamo dato una notizia che è adesso in apertura su tutti i siti, ma che noi vi abbiamo dato prima, e che questa sera aprirà gran parte dei telegiornali. Ancora una volta spiano, ma soltanto a destra. Qui ci fermiamo, grazie a Beppe Braga, certo. Grazie a voi, buona giornata e grazie Sammy. Alla prossima, e voi, l'appuntamento per voi è sul sito di radiolibertà.net, soprattutto anche per quella storia dei 49 milioni comincia a venire qualche ulteriore dubbio a leggere di questi dossieraggi oppure no? A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Esatto, gli do la linea video e poi per fare la sigla finale, quando finisce chiudi da solo tranquillamente. C'ho un audio da mandare prima della canzone. Manda, dunque, adesso c'è qui Parlamento. Audio che mandi tu, canzone. Esatto, canzone e poi il video, sì.
scegliere un olio che va però, ma non lo so, e poi magari ci lamentiamo perché nel girare la bottiglia leggiamo che è un olio che viene da paesi comunitari o extracomunitari. Insomma, io vi dico, prenotate l'olio, a parte quest'anno ne faremo pochissimo. Sentite, sta già squillando i telefoni. 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro, estratto a freddo a casa vostra, trasporto non lo pagate, analisi chimiche disponibili per voi, per il dottore, l'amico, il cugino, l'amante, per tutti. 030 68 40 408. L'olio Bu è sempre regalo. Qui Parlamento. Della sinistra italiana affetta dall'ideologia woke, dalla cancel culture, non sa difendere quello che è un simbolo d'orgoglio nazionale, quello che è il simbolo del legame transatlantico tra l'Italia e le comunità d'oltreoceano. Queste cose vanno dette, sono scomode, sono difficili, però davvero la storia noi non la cancelliamo e quindi contestualizziamo anche l'affondamento dello Scirè, certo, ricordando che già la Repubblica onora quei marinai, perché il relitto dello Scirè, una parte del relitto è già al Vittoriano, nel Sacrario delle Bandiere. La onorano i nostri comuni quella storia, perché tante sono le vie, le scuole, la piscina comunale del Lido di Venezia dedicate a quegli eroi. Traiamo giovamento da quegli insegnamenti, da quell'amor di patria e guardiamo avanti ricordando che uno dei nostri alleati più stretti, la grande democrazia inglese, quegli eroi li celebrò fin dal 1945, quando nel porto di Taranto fu appuntata al petto di Durand de la Penne la medaglia d'oro al valore militare da Sir Morgan Charles, allora ammiraglio e comandante all'epoca dell'affondamento della corazzata Valiant nel porto di Alessandria. E ancora l'Inghilterra, esempio di democrazia per tutto il mondo, seppe ricordare sul Times di Londra la morte di Antonio Marceglia, che sempre fu uno di quegli uomini dell'impresa di Alessandria. Qui Parlamento. Vado? Ciao a tutti, io sono Tamara Ventura e voi siete gli ascoltatori di Radio Libertà. Sono qui per dirvi che oggi, 10 ottobre, è uscito il mio nuovissimo inedito Chi ci crederà, un pezzo struggente che parla di una storia d'amore che purtroppo tra due persone finisce, ma che poi la persona che sta soffrendo impara a prendersi in mano la sua vita e a ricominciare da capo, perché finisce un amore, ma non finisce la vita. Questo pezzo è stato scritto da Ilenia Fia, Nicola De Bona e Alessandro Lavela, i miei autori e produttori. Noi ci sentiamo e ci vedremo molto presto dal mio amico Sammy Varin a Radio Libertà. Buon ascolto a tutti quanti e un bacio, un abbraccio da Tamara Ventura.
La musica indipendente che lancia Sammy Varin è quasi sempre sconosciuta a livello nazionale. Artisti bravissimi, conosciutissimi nel proprio territorio, ma sconosciuti perché non girano su Radio Italia o su Radio DJ. Lei si chiama Tamara Ventura. Proprio oggi è uscito il suo nuovo pezzo intitolato Chi ci crederà. Brava Tamara, e prossimamente ti avremo in studio. Adesso ci fermiamo perché è tempo di Bambini Strappati, il collegamento settimanale con le storie che non avete sentito da nessun'altra parte, ma che purtroppo sono vere. La storica conduttrice è Sara De Ceglia. Perché oggi io vi chiedo di non mollare mai nel nome dei vostri figli e dei vostri nipoti. Abbiamo il dovere di lasciargli una terra libera. Avanti ragazzi, avanti, facciamo passare davanti i bimbi, le mamme e i papà. E fra i bimbi c'è anche Greta, se non sbaglio. Vieni avanti. Tra i bimbi... Vieni Greta. Dov'è la mamma? Eccola lì. Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi, che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bimbi rubati alle mamme e ai papà.
mai più bimbi come merce. Io chiedo a voi che siete sul prato, nel nome di questi bimbi che sono il nostro futuro, voi avete di fianco donne e uomini che non conoscete. Io vi chiedo di prendervi per mano e di alzare la mano destra nella mano sinistra. Prendetevi per mano, sulle mani, anche qua. E vi chiedo che la giornata di oggi sia l'inizio di una pacifica, democratica, rivoluzionaria liberazione del nostro paese nel nome del lavoro, della dignità, dell'orgoglio e della sicurezza. Viva la Lega! Viva Pontida! Viva l'Italia! Interrompiamo così. Ho preferito farlo vedere tutto perché questo era appena l'inizio, non proprio l'inizio, ed è stato un inizio particolare. Voglio ricordarlo proprio in questa giornata perché hashtag Bambini Strappati poi fondamentalmente in questi anni ha fatto un percorso di crescita con anche qualche piccola caduta sostanzialmente, o anche gente che ci ha affiancato nel tempo, che poi sostanzialmente non fa più parte del nostro staff ovviamente, ma io ci tengo ad essere onesta, sincera fino in fondo. Ognuna delle persone che abbiamo incrociato nel nostro cammino, anche facendoci del male, è servita per farci crescere. Nella sostanza questo è un mondo molto complesso. Quello del terzo settore ha riservato anche sorprese, diciamo, piuttosto nefaste. Abbiamo scoperto via via che anche in questo mondo purtroppo ci sono personaggi che hanno altri intenti, e anche Radio Libertà, come possiamo chiamarla oggi, è stata testimone di che cosa ha significato per la sottoscritta, per la nostra associazione esporci, combattere, e per questo devo sentitamente ringraziare specialmente chi ha permesso poi che in una radio di caratura nazionale si parlasse di bambini strappati, perché come cita sempre il buon Fabio Nestola, che oggi non ha potuto essere con noi, se ne deve parlare. L'importanza di parlarne è qualcosa di straordinario, per cui ancora grazie a Giulio Cainarca, a Sammy Varin che ci ha offerto una rubrica nel suo programma Potere al Popolo. Ora è tempo di concentrarsi su quello che poi mi ha costato un po' questa battaglia, e concentrarsi su quello che si celebrerà l'11 ottobre a Como, quindi tempo qualche giorno, e subirò un processo contro il Cismai e contro l'avvocato Coffari, persone e personalità, diciamo una personalità giuridica come può essere quella del Cismai. Fondamentalmente stiamo parlando di un'associazione che non hanno ben gradito alcuni miei pensieri, ma poi fondamentalmente ci sta tutta. Questa fa parte anche del prezzo che bisogna pagare, ma ne approfitteremo per riportare anche in questa occasione le vicende che ci portano a continuare a combattere, perché finisce per il momento questa rubrica, sì, ma non possiamo fermarci. Ne approfitto per invitarvi a seguire la pagina Facebook di associazione hashtag Bambini Strappati, e lì avrete quelli che sono gli aggiornamenti un po' più importanti. Continueremo ovviamente le battaglie, cercheremo
la via diplomatica fondamentalmente con quella che è la parte politica, come abbiamo continuato a fare. Vi abbiamo riservato anche una sorpresa qualche mese fa, perché l'azione di questi servizi sociali nel tempo non è mutata. Anzi, stanno per arrivare delle sorprese molto, molto, molto forti, perché siamo esausti di continuare a vedere tali abusi che si ritorcono ovviamente contro le famiglie. Ci sono casi che hanno dato vita ad #bambini strappati, ed è arrivato il momento anche di concentrarsi su questo tipo di situazioni e portarle davvero a subire quello che forse è l'unico vero processo che oggi come oggi funziona. Mi perdoni l'istituzione sacra della magistratura, ma io devo ammetterlo, ad oggi, soprattutto alla vigilia di questa tipologia di processi e di tutto quello che è successo nel corso di questi anni, io non posso avere fiducia. Me lo auguro, lo spero, e mi auguro che fondamentalmente chi crede possa e voglia accendere una candelina o fare una preghiera, perché è devastante, diciamoci la verità. Uscire dal proprio dolore e sconfiggere magari un mostro così brutale costa caro, perché costa caro. Quando però poi a combattere per quella che sono tante altre faccine di bambini, continui a macinare veleno, quel veleno che ha attanagliato e distrutto migliaia di famiglie e che ancora continua ad essere inferto, inflitto in maniera brutale. Parlo di casi che sto trattando, come per uno dei comuni di Torino, che mi ha visto interagire nuovamente, ma questa volta con toni accesi, perché non è tollerabile che per mancanza di volontà, perché gli strumenti c'erano tutti, assisto ad un caso dove una donna, queste fantomatiche donne celebrate in tutto il mondo, scarpette, tra poco è ora ragazzi, si sta avvicinando novembre, per cui preparatevi, perché le vostre bacheche si tingeranno di rosso. Eppure ho assistito ad un caso dove un assistente sociale continua a non agire in tutela di madre e figlia. Stiamo parlando di una donna che oltretutto è cardiopatica e vorrei che si sapesse già in anticipo. Sarà mia premura pubblicare tutto l'operato, perché si conclude ancora una volta con un tentativo di ritorsione, nonostante nelle interazioni avessimo specificato alcune cose. Perciò si continua con le varie rappresaglie, come uno dei casi che ha contraddistinto appunto #bambini strappati. È il caso di una delle donne che attualmente dopo 8 anni ancora non riesce a vedere i figli, nonostante oltretutto sia appena da poco intervenuta la magistratura in questo caso, in una regione che oltretutto è anche molto particolare, dove non si è potuto non notare che questo affido aveva molti tratti illegittimi. Io ci tengo vivamente a fare sapere, a fare sentire la mia voce ancora un'ultima volta qui, perché non voglio che passi il messaggio che è finito finita la rubrica su questa bellissima radio, perché credetemi ha un team meraviglioso di persone veramente umane e soprattutto veramente di un'importante caratura.
a trovarne di radio che sono fatte di questo tipo di persone. Non posso non continuare veramente a ringraziare, per cui vi stringo ancora forte forte ragazzi, perché mi mancherete, ma come ho detto ci dobbiamo concentrare su alcune situazioni che richiamano la nostra attenzione e poi mi prendo questi ultimi minuti perché ci sono dei ringraziamenti doverosi che devo fare. Come ho detto prima, ci sono state persone che hanno contraddistinto il nostro cammino anche in maniera negativa, ma questo ci è servito per cadere, rialzarci e divenire ancora più forti sotto tante calunnie, sotto tantissimi tentativi di trappole, una persecuzione per cui non so come ho fatto ad avere scampo a tutto questo, ma sono ancora qui e intendo rimanerci, non nel senso di protagonismi, e ci tengo a ribadirlo perché probabilmente il sogno di qualcuno è finito miseramente, perché in questo mondo non c'è da fare né i protagonisti né tantomeno le star, e se qualcuno pensa che poco poco ci si possa arricchire, beh, state ben tranquilli che ci avete già perso prima ancora di pensare di aiutare qualcuno. E mi dispiace diventare così dura, però è stato veramente duro dover arrivare a combattere contro il poco amico, e queste persone avranno per sempre il mio biasimo. Io purtroppo, per quello che ho visto subire a mia figlia, a tanti altri bambini, a quello che ho vissuto in prima persona, probabilmente devo un po' far pace con quella parolina che si chiama perdono. Forse non sono ancora capace di perdonare e forse non voglio. Non esiste perdonare chi continua ancora e ancora e ancora a macinare esistenze come se fossero bruscolini, diciamoci così, diciamocelo in questa maniera. Scusatemi, mi sta prendendo l'emozione, mi conoscete e per l'amor di Dio abbiamo anche quasi finito di sentirmi frignare dopo 4 anni che siamo assieme, 4 anni, forse 5, che ci raccontiamo e cerchiamo di darci una mano. Però è fondamentale in questo caso salutare 3 persone molto importanti che non ci sono più. Parlo di Martina Mazzon. Martina è una mamma a cui hanno tolto 4 figli e che non ce l'ha fatta a riportarli tutti indietro, a malapena 1. Martina non c'è più. È morta qualche mese fa, piena di rabbia. Abbiamo perso una colonna importante di questo esercito che in maniera naturale si è venuto a creare e che fondamentalmente ha dato modo e maniera oggi di poterci difendere anche in quello che è il procedimento Angeli e Demoni, che vogliamo ricordare, una soluzione non fa di un processo qualcosa di inesistente. Vorrei ricordarlo, che la soluzione di Claudio Foti non pregiudica la fine di nulla. Ci sono altri 17 indagati, quindi io mi rivolgo a voi e cercate di dare un freno a quella che è una narrativa che conviene a chi non ha intenzione di togliere gli artigli sui bambini. Roberto Castelli ci mancherà tanto, lo avete potuto conoscere in questa radio e resterà sempre nei cuori e nella testa di ognuno di noi, come il più nobile dei guerrieri. In ultimo è venuta a mancare un'altra combattente, una persona a cui sono stati tolti i figli, ma ancora peggio a cui per una
separazione a livello internazionale non è stato consentito neanche di godere di quell'affido condiviso, anche magari assecondando quelle che possono essere le possibilità di genitori che si separano e vivono in 2 nazioni diverse. Parlo di Marinella Colombo. A lei dobbiamo la paternità o la maternità, perché fortunatamente non era una persona contagiata dal politicamente corretto, ma a lei dobbiamo appunto la maternità del termine autorazzista in riferimento al nostro paese. Il nostro paese è l'ultimo in classifica per quanto riguarda il recupero di minori sequestrati all'estero in forma illegittima, trattenuti, nascosti e fondamentalmente alcuni di loro, come abbiamo visto nel caso di Adelio Bocci, vittima di violenze costanti, come abbiamo visto nel caso di Alex Drudi, accertati video, audio e confessioni di una madre dedita alla pedofilia e non solo. Questo bambino attualmente vive con la madre e questo papà viene osteggiato, come vorrei ricordare anche stessa sorte per Emilio Vincioni e per tanti altri papà e mamme guerrieri che avete conosciuto e che ancora continuano a lottare, e saremo sempre di supporto e di sostegno l'uno con l'altro. Io credo di aver salutato abbastanza tutti, ma mancano alcune altre persone che sono state fondamentali. Il mio ringraziamento più grande va all'avvocato Antonella Senatore del Foro di Salerno, una donna straordinaria, una donna che non molla, non riesce a mollare come noi e continua a spendersi portando a casa quei risultati che ci hanno permesso di riportare il sorriso in molte famiglie, perché non sono poche. Volevo ringraziare appunto questo proposito e tornare a quello che è stato il gruppo che ha dato vita ad Hashtag Bambini Strappati, in particolar modo a Barbara, Marzia, Maria Elisa, a Giuseppina, a Lilla, a tante altre personalità che nel tempo si sono configurate come essenziali per la nostra crescita e soprattutto per la nostra battaglia. Io rivolgo l'ultimo appello a voi genitori, voi che ci state ascoltando magari dall'auto, dall'ufficio e state sperando con tutto il cuore che finisca questa puntata, ma vi giuro che è l'ultimo minuto. Non possiamo contare su un assetto tutelante per i minori, per le nostre famiglie, per i nostri giovani, ma tutto quello che possiamo fare risiede esattamente in noi. Non mollate e soprattutto cercate di capire che il conflitto è veramente la prima vera pietanza di cui si ciba questo sistema, laddove non si riesce ad anteporre i propri figli ad un comune sentimento di rivalsa, di frustrazione e si è disposti veramente a sacrificare l'infanzia dei nostri figli, dobbiamo sapere innanzitutto che questo tempo non verrà mai più restituito, che questi danni fondamentalmente sarà molto difficile poterli risolvere, ma soprattutto avrete sacrificato la vita dei vostri figli per qualcosa che non avrà quel valore tale da potervi perdonare un giorno. Quindi noi ci lasciamo così per il momento, restituisco la linea allo studio, vi ringrazio tantissimo, ci vedremo presto, ne sono convinta, e quindi grazie Sami, grazie a tutta la redazione di Radio Libertà. Un bacione grande dall'associazione Hashtag Bambini Strappati, Sara De Ceglia, e sapete poi dove trovarci.